La Team Volley nasce nel 1997 con una squadra femminile di 12 ragazze. Oggi vanta 280 atleti e una cinquantina di dirigenti. Quest'anno, nel femminile, partecipa a quasi tutti i campionati giovanili, come ci spiega il presidente Maria Teresa Toniolo. La Serie C, la femminile, la Serie D femminile e giovanile, che abbiamo cercato di tirar su delle ragazze dei 16-18 anni, che fanno anche il campionato di Under 18. Poi c'è l'Under 16, due Under 16 anzi, l'Under 14, e quest'anno siamo anche contenti perché abbiamo parecchie ragazze giovani che andremo a fare sicuramente un Under 13 giovanile. Il Team Volley è la prima realtà sportiva di Galliera Veneta, da sempre punto di riferimento per le istituzioni. Per la Team Volley, che è una nostra società consolidata, l'amministrazione comunale garantisce sempre i soccorsi che abbiamo dato annualmente. In più cercheremo di incentivare sempre di più questo settore perché sono partiti da zero e nel complesso hanno più iscritti che non il calcio di Galliera Veneta. Dunque una realtà che a noi ci soddisfa pienamente. Non solo Galliera Veneta, ma anche territorio del Cittadellese, come ci conferma l'assessore allo sport del comune di Cittadella. È una delle più grandi realtà della pallavolo cittadellese. La ospitiamo in diverse palestre nell'orario extrascolastico ed è una realtà che coinvolge molte cittadellesi. A testimoniare l'ottimo rapporto esistente tra l'amministrazione locale e la società è il progetto di riqualificazione della palestra cittadina. Il lavoro che stiamo facendo è una riqualificazione della palestra comunale di Galliera Veneta, palestra che noi utilizziamo pressoché alla totalità per i nostri allenamenti, e d'accordo con il comune abbiamo deciso di riqualificarla realizzando appunto dei nuovi spogliatoi e riqualificare la zona introducendo anche un nuovo bar per dare un punto di ritrovo sia per gli atleti ma anche per le scuole che utilizzano sia la palestra che anche gli impianti sportivi. Collaborazione tra la società e le istituzioni, dicevamo. Collaborazione anche tra il movimento femminile, colonna portante del Team Volley, e il movimento maschile. La sinergia è unica perché lavoriamo insieme sia per il settore maschile che il settore femminile. Positivo, abbiamo un buon numero di atlete sotto che stanno crescendo e il rapporto sia con le amministrazioni che con le scuole è ottimo. Ma guardiamo più da vicino il settore giovanile, perché è spesso dal vivaio che provengono le risorse di una società. Atleti da portare in prima squadra, ma anche aziende sponsor che investono. New entry alla voce partner è la Favolmat. Favolmat è una società giovane, nata da niente, 12 anni fa, si occupa di carpenteria, tornitura e fresatura, e visto che anche noi siamo partiti da niente e giovani, crediamo nel sostenere i ragazzi giovani. E lo fanno nella pratica sponsorizzando appunto l'Under 16, una squadra rinnovata che ha fatto bene l'anno scorso e punta a far bene anche in questa stagione. Intanto è una squadra formata da 5 organici diversi che abbiamo messo assieme quest'anno, metà delle quali comunque io alleno già dall'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto un buon campionato, quest'anno mi aspetto comunque dei buoni risultati. Certo, la squadra deve comunque crescere, deve comunque lavorare, stiamo lavorando bene e speriamo insomma di poter raggiungere i risultati prefissati. I giovani si avvicinano al volley, crescono ed ottengono buoni risultati. La pallavolo si conferma lo sport più amato anche dalle famiglie. Noi penso che siamo una società che dà la possibilità ai genitori di avere i ragazzi impegnati nello sport. È una cosa che io ci credo tantissimo, che non siano in giro per le strade, che entrano in palestra, che fanno amicizia con altri compagni che magari non sono gli stessi che trovano a scuola, e è uno sport di gruppo.